Emergono particolari sempre più inquietanti sulla dinamica dell'aggressione avvenuta all'interno della loro abitazione in via Beato Cafasso, all'Arcella. La donna, 51enne, operatrice sociosanitaria dell'azienda ospedaliera, prima di essere accoltellata alla schiena è stata brutalmente picchiata. I vicini di casa sono accorsi dopo aver sentito urla e forti rumori e l'hanno trovata stesa a terra sanguinante e piena di botte, mentre Stefano Fattorelli si dava alla fuga. L'uomo, che nel 1999 era stato condannato per aver ucciso la compagna dell'epoca a Grezzana nel Veronese e poi arrestato per stalking nei confronti di un'altra donna, durante la fuga ha avuto il tempo di chiamare un amico dicendo di aver fatto una cavolata. I carabinieri lo hanno rintracciato nel pomeriggio mentre ancora era nelle vicinanze della sua abitazione. Il pubblico ministero, visto i precedenti, chiederà la detenzione in carcere. La coltellata è stata inferta all'ex moglie in una zona potenzialmente letale. La donna ora è ancora ricoverata in ospedale a Padova ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili. Anche qui siamo all'interno di un quadro che naturalmente è di interesse giudiziario. Anche lì le condizioni tutto sommato sono stabili, pur nella, come dire, gravità del quadro. La 51enne, dipendente dell'azienda ospedaliera di Padova, aveva deciso di separarsi da Fattorelli e l'uomo dal 20 di aprile aveva iniziato a scrivere frasi deliranti su Facebook, insultandola, infamandola, accusandola di fare uso di droga. Gli auguri che facciamo alla signora, che è una nostra dipendente, tra l'altro è un'operatrice sociosanitaria, è di una pronta guarigione. Dal punto di vista professionale non abbiamo riscontrato alcunché, quindi sempre come dire, un tecnico, un operatore sociosanitario che ha svolto il suo lavoro normalmente. Nella sola giornata del 29 aprile è addirittura arrivato a scrivere 9 messaggi in cui sfoga tutto il suo odio nei confronti della moglie che aveva deciso di lasciarlo, segnali inquietanti di una situazione che stava degenerando.